Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com, spero che stiate bene. Allora, oggi ci andiamo a vedere una partita giocata a 3 minuti online dove il campione del mondo Magnus Carlsen col bianco si è trovato di fronte ad un gran maestro di 3222 punti elo. Vediamo com'è andata questa partita. Alexander Ingic, se non mi sbaglio si chiama il nero, che è un gran maestro molto forte che lavora nel team con Morozovic. C5 difesa siciliana, cavallo F3, D6, alfiere B5 scacco, cavallo D7, fin qui tutto normale, A4, cavallo in G va in F6, cavallo in C3 e 6. Ora ci sono diverse continuazioni, si può spingere il pedone in A5, che è lo scopo un po' del bianco in questa apertura, o si può spingere subito D4, andando così dopo il cambio di pedoni a posizionarsi al centro con il cavallo e avere una buona posizione. Dopo un attimo di riflessione Carlsen decide di giocare a Rocco. La Rocco alla fine risulta essere sempre la mossa migliore. A 6, questo alfiere ora può decidere anche di catturare il cavallo in realtà, ma le migliori sono la ritirata in C4 oppure in E2. C4 permetterebbe al nero magari di infastidire questo alfiere ulteriormente, Carlsen decide di metterlo in E2. B6, l'idea ovviamente è di sviluppare questo alfiere in fianchetto, D4 ora che è possibile e a seguito della cattura questo pedone qui al centro che sto evidenziando, con cosa lo cattureresti? Col cavallo? Con la donna? Quasi sicuramente mi diresti, col cavallo. Il cavallo ha anche ottime case d'entrata, entrerà anche su C6, a parte che adesso il nero gioca alfiere B7, ma probabilmente cavallo mi diresti, ma qui Carlsen decide di catturare con la donna. L'idea è molto semplice, quella di mettere la torre su D1 e di iniziare a fare pressione su questo pedone debole in D6. Perché è debole questo pedone? Poiché non è sostenuto da altri pedoni. Alfiere in B7, torre in D1, eccolo qui il piano. Alfiere A7 e ora ovviamente non si può catturare su questo pedone poiché è difeso dall'alfiere, quindi non possiamo catturare con un pezzo di maggior valore qualcosa che è difeso da un pezzo di minor valore, quindi ora per il momento quel pedone è salvo. Carlsen però ha l'astuzia, la genialità di riuscire ad attaccare subito, cioè quali sono i punti deboli del nero, abbiamo detto ora questo pedone in D6 e questo pedone in B6 e guarda caso la donna fa pressione su entrambi i pedoni. E5 subito iniziamo a fare pressione su questo punto, ma ora giustamente il nero vede alfiere F3. Dato che il cavallo in F3 è un ottimo difensore di questo pedone, il nero decide di dare il proprio alfiere in fianchetto e qui Carlsen ci ragiona 20 secondi abbondanti. Che cosa ragiona? Cerca di capire se si può fare una roba di questo tipo, si cattura il pedone, lui catturerebbe il nostro alfiere, noi catturiamo il suo alfiere, lui cattura con la donna, noi catturiamo con il cavallo e dopo arrocco corto, alfiere 3, ok, si avrebbe un buon gioco. Insomma, calcola varie linee, calcola anche che cosa succede in caso di cattura sul cavallo, insomma, dopo aver calcolato tutto a mente in una partita veloce, decide che alfiere F3 è la mossa migliore, poiché questo alfiere in realtà attacca tra l'altro anche questa torre. E qui il nero decide di giocare pedone per E5 minacciando la donna avversaria. Perché non si poteva catturare di cavallo? Semplicemente perché c'era sempre quella torre sotto e dopo alfiere per A8, donna per A8, qui il bianco sta meglio. Quindi la cattura di pedone è essenziale, che permette al nero di guadagnare un tempo. Adesso sulla ritirata finalmente questa torre si può mettere in salvo e va in A7. Alfiere in E3, come ti dicevo, Carlsen continua a fare pressione sui punti deboli. È come all'interno di un incontro di box, si è visto in tantissimi film, si vede il protagonista che a un certo punto, gli fa male la gamba e il cattivo continua sempre a picchiargli su quella gamba. No, magari di box no, però di Muay Thai sì. Questo è il discorso. Nel momento in cui ci sono le debolezze all'interno dello schieramento bisogna sempre attaccare su quelle debolezze. Donna B8 per cercare di dare una mano su questo lato della scacchiera, A5 ancora si fa pressione su questa debolezza e alfiere C5 è uno dei pochi modi per iniziare a mettere a posto la situazione. E a questo punto ancora una volta Carlsen pensa che cosa si può giocare, allora ha provato a pensare a questa linea, cattura qui,
cattura qui. Questo tutto a mente ha visto che va avanti in vantaggio di un pedone, probabilmente la maggior parte di noi si sarebbe fermata qui. Ok, vado avanti di un pedone, è buona come mossa, ma Carlsen ha visto anche che cosa sarebbe accaduto dopo questa, questa e questa. Aveva visto nella sua mente questa posizione e aveva visto che avrebbe avuto due pedoni deboli, uno un B2 e uno debolissimo e isolato in E3. Incredibile, quante cavolo di mosse ha visto. Quindi all'alba di tutto ciò dice ok, questa mossa non me la gioco, decide di giocare la semplice cavallo in E4, cambio sul cavallo e alfiere in E4. Si è formata una batteria di donne alfiere che impediscono al nero di arroccare, poiché cadrebbe il punto in H7. Il nero in che modo riesce ad arroccare? Grazie a questa semplice mossa. Alfiere per alfiere. Ora ovviamente Carlsen non può catturare col pedone, altrimenti si indebolirebbe tantissimo la propria struttura pedonale, perciò donna per E3, non c'è più la batteria che attacca su H7, adesso arrocco corto da parte del nero. Alfiere C6, doppio attacco su questo cavallo, bisogna spostarlo o difenderlo. Il nero decide di difenderlo con torre in D8, cambio, qui seguono un po' di cambi, aspetta, cambia con la torre in A in realtà, tanto è abbastanza indifferente. Cambio di torre, cattura su questo pedone, ma c'è la semplicissima torre D6 minacciando questo pedone. Donna per E5, donna per B6 e ci troviamo in questa posizione. La situazione è pari, il numero di pedoni è pari anche se la sistemazione è diversa. Vediamo come andrà la partita. H3 con l'idea di crearmi una piccola via di fuga per il futuro. H6 con la stessa identica idea. C4 ovviamente si minaccia sia questa spinta carinissima che ovviamente di andare a promozione. Il vantaggio ora di Carlsen è il fatto che ha un pedone passato, cioè un pedone che non incontra altri pedoni dell'avversario o adiacenti nel proprio percorso, quindi questo pedone non sarà facile ma potrà essere portato a promozione. Torre D2, torre in settima traversa, oltre a minacciare B2 fa pressione su quest'altro punto che è debole, perciò bisogna correre ai ripari. C5 stoppa questo attacco e minaccia la donna, che è costretta a catturare su B2. Un'altra idea carina era mettere la donna B5 facendo sempre pressione su B2 ma inchiodando questo pedone che non potrebbe spingere, altrimenti si perde la donna. Vabbè, vediamo dopo donna B2, continua sempre la pressione su questo punto, il cambio delle donne è praticamente inevitabile. Cambio. Siamo ancora in una situazione di parità dove però il bianco si ritrova con un pedone isolato e in che modo il nero può cercare di tenere quel pedone? Mettendo la torre sulla stessa colonna del pedone. Torre in A8 scacco, il re scappa, torre C8. L'idea del bianco è quello con la propria torre di sostenere l'avanzata di questo pedone. Re in G6, questa mossa è molto importante, il re si mette al sicuro da qualsiasi evenienza di scacco del bianco, poiché il piano del bianco è quello di fare arrivare il pedone in settima traversa. Non appena è possibile fare, ora in questa posizione non è possibile, ma fare uno scacco di torre, il re si dovrà spostare e poi portare a promozione il proprio pedone. Questo, diciamo, è il piano tipico in questo tipo di struttura. C6 e 5, anche il nero cerca di creare un po' di controgioco. C7 e 4. G4, scacco di torre, re in G2, F6, re in G3, torre C3, scacco, re in F4 e ora mi devi dire perché il nero gioca torre C4 anziché catturarsi questo bel pedone e passare apparentemente in vantaggio. L'idea è che se il nero va a catturare il pedone in H3, semplicemente il bianco gioca torre di 8 e alla prossima va a promozione. Dunque abbiamo scoperto che la torre non può togliersi dalla colonna C, altrimenti il bianco va a promozione. Quindi tieni bene a mente questo discorso che il nero non può togliere la torre da questa torre. Vediamo la torre da questa torre, sì, la torre da questa colonna, vediamo come va. H4 gioca Carlsen, re in F7, H5 prendendosi anche questa bellissima casa, E3 scacco di scoperta, re per E3, ancora una volta la torre non può abbandonare la colonna C, altrimenti segue sempre il solito giochino,
torre C3, re in D4 minacciando la torre che deve ancora una volta rimanere sempre su questa colonna. F4, torre D1, ora sì che ha potuto abbandonare la colonna perché il bianco è sotto scacco, quindi è obbligato a muovere il re. Re in E4, altro scacco, re in F5, torre in C1. Alla fine la torre ritorna sempre sulla colonna la colonna C. E ora G5 e qui la partita finisce perché il bianco ha perso per il tempo. La partita è essenzialmente pari, vediamo un attimino come sarebbe potuta continuare qualche mossa, ma essenzialmente pari. Torre C5 scacco, re in E4, seguono una serie di cambi su questo pedone, re D4 minacciando la torre e la torre deve ritornare in C1, C2, va dove va, e la situazione è essenzialmente pari. Spero che questa partita ti sia piaciuta, anche se è stata giocata a blitz, ma sai che una partita giocata a blitz tra due super gran maestri equivale a una partita ultra ragionata da persone normali. Bene, noi ci vediamo nel prossimo video in cui ci sarò io, vedremo finalmente partita 10 di Magnus Carlsen nella finale ovviamente del 2013 con Anand. Mi raccomando, non mancare. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!